La 34esima edizione della Sagra Pesca di Bivona prenderà il via alle ore 17 del venerdì 30 agosto in via Federico Picone, con l'inaugurazione del percorso fieristico a cui seguirà una sfilata di gruppi folcloristici e del gruppo bandistico Giacomo Rossini di Bivona. Alle 18:30, quindi a Palazzo San Domenico, si svolgerà un confronto sulla pesca di Bivona IGP, presenti per l'occasione l'assessore regionale all'agricoltura Edi Bandiera, il sindaco di Bivona Milko Cinà, quindi un cooking show con lo chef Peppe Giuffrè. Alle 19 l'apertura del Salone del Gusto, alle 20:30 dall'Auditorium Concezione l'inaugurazione della mostra d'arte collettiva bivonese. La serata prenderà il via alle 21:30 in piazza Guglielmo Marconi con il defilé di moda Riciclarte a cura dell'associazione Sole sui Sicani e quindi alle 23:30 lo spettacolo del comico palermitano Giovanni Cangelosi. La seconda giornata vedrà un ampio programma e sabato 31 agosto dal Museo dell'Acqua al Summer Dance Party. Alle 10 la sfilata del gruppo folcloristico Bivona Folk accompagnerà l'apertura degli stand della Sagra Pesca di Bivona 2019. Alle 10:30 visita guidata al Museo dell'Acqua e il tour della città. Dalle 11:30 tra l'Atrio San Domenico e la via Federico Pipitone. L'apertura Salone del Gusto e degustazioni della pesca di Bivona IGP a cura dell'Istituto Pirandello di Bivona e si ripeteranno anche nel pomeriggio alle 17 a Palazzo Municipale, quindi l'inaugurazione della rappresentazione in 3D della Bivona del primo Novecento a cura di Paolo Cuccia. La serata prenderà il via alle ore 21 in piazza Guglielmo Marconi con l'esibizione di artisti di strada della compagnia Gioculares, quindi alle 22 il concerto degli ottoni animati a piazza San Giovanni e quindi il Summer Dance Party. La terza giornata, quella conclusiva di domenica 1 settembre, vedrà il primo concorso del gelato della Sagra della Pesca di Bivona. La giornata conclusiva della Sagra della Pesca di Bivona 2019 ci sarà la sfilata dei Sicania Folk, l'apertura degli stand è prevista sempre dalle 10 a mezzanotte in via Federico Picone e del Salone del Gusto nell'Atrio di San Domenico dalle 11:30 alle 15 e dalle 19 alle 23. Sarà caratterizzata dal primo concorso del gelato con la partecipazione dei maestri pasticceri gelatieri dell'associazione Atrapos. La serata prenderà quindi via alle ore 22 in piazza Guglielmo Marconi per concludersi con l'esibizione di artisti di strada della compagnia Iocolares e alle 23:30 in piazza San Giovanni la tribute band di Vasco Rossi, Colpa d'Alfredo.